6 miliardi e mezzo di euro di raccolta con 68 milioni e mezzo di utile e un patrimonio netto salito a 558 milioni di euro. Sono i numeri che caratterizzano il bilancio 2024 di Banca Prealpi San Biagio presentato a Conegliano. Ma il dato che fa capire come questa banca di credito cooperativo punti ad essere riferimento per il territorio trevigiano e non solo è l'annuncio di una nuova apertura a Salvarosa di Castelfranco che porta così a 68 il numero delle filiali operative. Apriamo perché fa parte proprio del nostro modo di essere banca di credito cooperativo. Noi abbiamo l'esigenza di avere il contatto con le persone ed avere la possibilità di poter esprimere quello che noi possiamo fare direttamente in filiale. Approvato il bilancio dagli oltre 2.000 soci presenti, del resto un saldo positivo di più di 7.000 nuovi clienti e 8.500 nuovi conti correnti danno il senso di un credito cooperativo che continua ad essere fortemente legato alle proprie comunità. Ad esempio i giovani che hanno bisogno di avere un'attenzione particolare perché sulla casa loro contano tantissimo, ma abbiamo bisogno anche di avere contatto con le famiglie tradizionali, con le imprese, con le aziende anche piccole e soprattutto anche di non far restare indietro nessuno come gli anziani che rischiano di non avere più nessun punto di riferimento. Attenzione a giovani e famiglie che si è concretizzata nei mutui erogati nel 2024, 1.300 con un più 3,4% per un totale di 150 milioni di euro. Lì si vede proprio la relazione, perché da noi vengono tantissimi giovani che giustamente stanno pianificando il loro futuro, vogliono comprare la casa e vengono con pacchi di carta molto spessa, con tante proposte fatte online, tante proposte eccetera, però alla fine il mutuo lo vengono a fare da noi. Perché questo? Perché hanno bisogno del dialogo, hanno bisogno del contatto fisico. Nel 2024 Banca Prealpi San Biagio ha erogato oltre 6 milioni e mezzo di euro in attività benefiche. Banca della gente e per la gente, magari anche con la penna nera, considerando che Banca Prealpi San Biagio ha finanziato il rinnovo della scalinata degli Alpini di Conegliano. 100.000 euro ci abbiamo messi perché lì ci sono gli alpini. Ci sono gli alpini ai quali noi abbiamo un grande senso di gratitudine nei loro confronti perché sono il volontariato che si fa veramente, che si piega non soltanto proprio fisicamente, ma si applica proprio completamente al proprio territorio e noi a loro siamo chiaramente sempre debitori e vogliamo sostenerli in tutti i modi. Quindi poter lasciare a loro un simbolo che possa anche parlare degli alpini nei prossimi anni. Una platea di donne, oltre un centinaio, proveniente da tutta la Marca trevigiana per l'evento Donne Imprenditrici, una leadership che guarda lontano, promosso da Confapi Donne Treviso. Esperienze a confronto per riflettere su nuovi modelli organizzativi che possano promuovere la parità di genere e l'equità in contesti aziendali. Sappiamo benissimo che continua e persiste la discriminazione di genere, continua e persiste il gap salariale e soprattutto molto spesso siamo penalizzate nel cambio generazionale nelle nostre piccole imprese. Ma noi crediamo che tutte insieme, tutte unite, potremmo guardare a una leadership lontana in cui avremo anche noi una grande soddisfazione personale nelle nostre piccole imprese. A noi piace dire che siamo donne e imprenditrici, non donne o imprenditrici, e in quella E ci sta un po' tutto il nostro progetto, perché significa non dover rinunciare, non dover scegliere tra l'essere mogli, madri, figlie, ma semplicemente vedere realizzata la propria professionalità. Donne troppo spesso penalizzate anche nei salari e nelle opportunità di avanzamento. Insomma, sono ancora molte le criticità che devono essere superate. L'imprenditoria femminile è attraente, nel senso che tutto il mercato cerca donne imprenditrici perché hanno un plus diverso nell'approccio dell'imprenditoria. La difficoltà sta nel chiedere crediti agli istituti bancari perché lì si nota la differenza della fiducia nel confronto delle donne. Giunta regionale ha finanziato molti progetti con il Fondo Sociale Europeo
plus la programmazione 2021-2027 proprio per trovare nuove modalità di occupazione anche tramite l'imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'occupazione femminile. Le imprenditrici si trovano a dover fare i conti con le stesse problematiche che vive il mondo maschile: alti costi di produttività, burocrazia e tassazione. In un periodo storico di grande difficoltà per diversi settori, i numeri legati all'export si mantengono buoni. La fortuna è che dall'estero richiedono molto anche le piccole aziende, le piccole produzioni, quindi non vanno a soffermarsi solo sui grandi numeri, ossia solo la produzione industriale, ma ormai da qualche anno stanno cercando proprio anche le vere nicchie di mercato. Il nostro compito è proprio questo, quello di tenere per mano le imprenditrici, donne che hanno voglia di mettersi in gioco, di far crescere la loro attività, di far emergere il loro talento per tutte le difficoltà che la donna possa ritrovare nel mondo dell'imprenditoria. Però noi abbiamo anche la voglia di crescere, del fare, questo non ci ferma, e quindi le criticità diventano solo una forma di lotta e di voglia ancora di fare di più, di superarle. Confapi è al fianco delle imprese, supportandole nella crescita.